Non c'è assolutamente nessuna volontà di tenere nascosto nulla, anzi ci stiamo muovendo compatti con gli enti come ARPAV e gli altri comuni coinvolti, anzi intenzione di questa amministrazione di procedere in tal senso. Abbiamo ricevuto verso fine primavera una comunicazione, una segnalazione da parte di ARPAV in cui ci venivano appunto comunicati e segnalata la presenza di PFAS in terre rocce da scavo, verosimilmente provenienti dalla SPV Pedemontana Veneta. Ci siamo immediatamente messi in movimento e ci siamo subito confrontati sia con ARPAV che con Viacqua per avere contezza della salubrità della nostra rete idrica e abbiamo immediatamente condiviso con l'ente preposto al controllo ambientale la necessità di chiedere alle ditte proprietarie dei siti delle indagini di caratterizzazione. Mentre per il progetto Silva, la Commissione VIA sta valutando questo progetto anche sulla base delle osservazioni presentate e delle risposte fornite dall'azienda, la Commissione VIA provinciale, e su cui si esprimerà sicuramente verosimilmente nel mese prossimo. Quando l'azienda ha acquistato l'attività delle lavorazioni delle sabbie, la procedura fallimentare, era già stato studiato il progetto per la messa in sicurezza, quindi se ne è fatto carico in questo senso.